Terza corsa, confronto a reclamare sul doppio chilometro. Sono in 8 al via 1 Uliassi, 201 MMG, 3 Turbine LP, 4 Ursus TFT, 5 Virdis F, 6 Zolabad, seconda linea, 7 Aragon Nal, 8 Viola Orsini. Pronostico che vede Turbine LP leggermente favorito su 0-1 MMG e Uliassi, tanto una centinaia di metri allo stacco. Partiti con 0-1 MMG e Turbine LP alle prese, con Turbine che si avvantaggia, insiste e passa a condurre sulla piegata, deve ancora scendere alla corda, lo fa cerca di farlo perlomeno in meno di 200 metri, ma 0-1, è pronto a uscire al suo esterno. Numero 6 Zolabad squalificato. E ad attaccarlo per andare a ricevere il cambio. E così dopo 400 metri 0-1 MMG è di nuovo leader nei confronti di Turbine. In terza posizione rimane Ursus TFT, via via tutti gli altri in fila indiana, con la squalifica per Zolabad. 31 i 400 iniziali, con 0-1 MMG in vantaggio, Turbine LP in scia, poi Ursus TFT che è in terza posizione lungo la corda e precede Uliassi, quindi Aragon Nal, via via il resto del gruppo, sempre incolonnato in lunga fila indiana. Completamento dei primi 800 metri con situazione tattica pressoché invariata, se non per la progressione esterna di Ursus TFT che si affaccia su Turbine quando i cavalli sono ormai al completamento del primo chilometro. Al largo c'è anche Aragon Nal che scatta in scia Ursus TFT, chilometro iniziale in 1:18,9, secondo passaggio davanti alle tribune, in vantaggio 0-1, Ursus all'esterno, Turbine alla corda, in terza ruota lo scatto di Aragon Nal, intanto 800 alla conclusione con 0-1 che replica gli attacchi di Ursus, mentre si riaccosta in seconda pariglia Aragon Nal a lato di Turbine LP. 600 alla conclusione, parziale in 14,7. Siamo ora sulla dritta delle scuderie con Ursus che insiste all'esterno di 0-1 MMG che per il momento replica bene, serra sotto Turbine LP lungo la corda, meno di 400 alla conclusione dopo un 14,1 di parziale. Ancora Ursus che ci riprova, seguito al largo da Aragon Nal che però allarga molto, Turbine LP lì in agguato, poi anche Uliassi che si avvicina. Completamento della piegata con Ursus TFT che sta passando su 0-1 MMG, all'interno c'è Turbine LP che può sprintare, finale con Ursus TFT che prende vantaggio e nelle battute conclusive si stacca per vincere nettamente su 0-1 MMG per il terzo. Finiscono in linea all'esterno Uliassi, all'interno Turbine LP, 1:16,3 con 33 a chiudere ma un 28,8 di penultimo quarto. La vince Ursus TFT, Federico Bongiovanni, Lorenzo Baldi al training. Vittoria meritata con ultimo chilometro scoperto all'esterno per Ursus TFT che ritorna così alla vittoria. Federico Bongiovanni, Lorenzo Baldi.